Un grazie perché avete accolto questo appello, avete capito l'importanza di questa manifestazione, è stata veramente una cosa straordinaria che penso da decenni non si vedeva qui in Riviera. Devo ringraziare anche tutti i volontari, tutti gli attivisti, tutti i simpatizzanti che hanno fatto un lavoro straordinario in questi mesi, senza di loro non sarebbe stata possibile questa giornata. Ma parto dalle parole di Edoardo Salzano, no? Il territorio, se ci pensiamo, è un po' come la nostra casa, no? È il posto dove in qualche maniera incontriamo le altre persone, dove lavoriamo, dove ci divertiamo, è davvero il posto dove viviamo, è una casa. Qui in particolare in Riviera ci sono paesi che vanno sotto acqua ogni 2x3. E questo è un problema di sicurezza, questa è la sicurezza idraulica del territorio che non c'è. È funzionale? Non credo proprio, visto che al mattino facciamo code e code e ore di coda in mezzo al traffico perché siamo bloccati, abbiamo tantissime strade ma continuiamo a essere bloccati. È bella la nostra casa, è bello il nostro territorio? È ancora bello, sì, perché ci sono tanti angoli ancora che si salvano. Ma c'è tanto anche di brutto. Questo territorio è stato sfregiato da autostrade, da svincoli, da capannoni, da case che sono rimaste vuote. Hanno distrutto quello che è il contesto paesaggistico del nostro territorio, invece di far leva sulla bellezza, sul patrimonio storico-architettonico che abbiamo. Ecco, allora di fronte a questa situazione, che cosa dovrebbe fare la politica? Cosa dovrebbero fare gli amministratori della Regione del Veneto? Dovrebbero riparare quantomeno i danni, dovrebbero ripensare il modello di sviluppo. Si potrebbe, per esempio, prendendo due piccioni con una fava, completare l'idrovia Padova-Mare, così mettiamo in sicurezza il territorio e mettiamo i container sulle chiatte e togliamo centinaia e centinaia di tir dalle strade. Potremmo recuperare le decine e decine di ville venete che abbiamo, che sono un patrimonio che stanno cadendo a pezzi. Basta correre lungo la Riviera, sono chiuse, marciscono, quello è un patrimonio. Potremmo lavorare sulla mobilità, la mobilità sostenibile. Allora dicono che il problema è il traffico. Allora io vorrei chiedere all'assessore Renato Chisso quante autostrade, quante tangenziali ha inaugurato da 15 anni a questa parte, da 15 anni che noi aspettiamo la metropolitana di superficie. Hanno elettrificato mezza linea, devono ancora prendere i treni. Questa è la questione. Abbiamo un sistema di trasporto pubblico, bus, treni, che fa schifo. E nell'ultimo bilancio regionale hanno tagliato almeno il 20%, l'altro giorno c'erano i lavoratori in sciopero, poi parlano di sviluppo e di occupazione, questi sono i risultati. E potremo continuare con le fonti rinnovabili, con la riqualificazione, potremo riqualificare le aree degradate che abbiamo, iniziare da Porto Marghera, c'è bisogno di fare nuovi centri direzionali, la logistica, facciamoli lì, riqualifichiamo l'ambiente, restituiamolo alla cittadinanza. E quello è un posto che è attrezzato per ospitare attività che invece vorrebbero fare da altre parti. E invece questa politica, questi partiti, guardate che il partito del cemento è trasversale purtroppo, interessa uno schieramento e anche l'altro. È vero anche che il partito, quello che resiste, diciamo, chiamiamo così, il movimento, è altrettanto trasversale, perché per fortuna c'è tanta gente che ha buon senso al di là delle bandiere e dei colori. Però bisogna dircelo, questi interessi sono veramente un collante formidabile e tengono insieme veramente partiti che alle volte stanno agli opposti schieramenti. Bene, che cosa ci propongono? Ci propongono il solito modello di sviluppo, quello che abbiamo visto fino a qui e quello che ci ha portato alla crisi che stiamo vivendo, una crisi economica, una crisi occupazionale, una crisi ambientale. Ci propongono due autostrade qui in Riviera, la Romea Commerciale che attraversa 5 regioni devastandole, la camionabile Veneto City, ci propongono un polo logistico da 460 ettari in faccia a una delle zone umide più importanti del mondo, che è la laguna di Venezia. È una bestemmia questa, è una bestemmia, come se ci dicessero facciamo un centro commerciale in piazza San Marco, ma come si fa? Come si fa? Queste opere sommate insieme, Città della Moda, un'altra tangenziale a Milano, se le sommiamo tutte insieme sono 8 milioni di metri quadrati, ma è una stima a ribasso. 8 milioni di metri quadrati sono come Milano e Idolo messi insieme, una quantità di asfalto e di cemento che sfigurerebbe definitivamente
il nostro territorio e distruggerebbe la vita delle persone che lo abitano. Ecco, questo è quello che ci propongono. E allora noi diciamo, e lo diciamo molto chiaramente, vi abbiamo spiegato e nessuno è stato in grado di contestare le nostre alternative che sono sostenibili, perché abbiamo detto queste opere sono opere oltretutto inutili. Facciamo un esempio, la Romea, il problema della Romea, della statale, è il problema di sicurezza. Allora per metterla in sicurezza bastano 2-3 anni di lavori, 200-300 milioni e non 10 miliardi come costa l'autostrada, e deviare il traffico pesante sull'autostrada esistente che è la Padova-Bologna. Già lì abbiamo risolto il problema. Invece ci propongono un'autostrada che sarà pronta tra 10-15 anni e che costerà 10 miliardi, oltre a devastare, voglio dire, il territorio. Però intanto, caro assessore Chisso, la gente continua a morire su quella strada e qualcuno dovrebbe rispondere di questo. Ci dite che la camionabile serve a sgravare il traffico dalla Brentana perché lungo la statale ci sono camion. Non è vero che ci sono camion, lo sappiamo benissimo tutti, ci sono dei dati precisissimi su questo. Se volete sgravare il traffico, puntate sulla mobilità sostenibile come dicevo prima, ma potete fare ancora una cosa prima, che avreste dovuto farla quando avete inaugurato il passante: liberalizzare il tratto Dolo-Mestre, aprire il casello Roncoduro. Questo dovete fare e vedrete che la gente va di là con la macchina, anche se non dovrebbe usarla, ma è costretta a usarla perché non c'è modo di spostarsi in questo territorio se non si ha la macchina sotto il culo, no? Questo è il problema. Ma il casello non lo riaprono perché vogliono fare arrivare la Romea commerciale lì, ma soprattutto perché ne vogliono fare un altro poco più in là che dovrebbe servire a Veneto City, questo mostro, voglio dire. Noi siamo la regione in Europa, il nord-est è la regione d'Europa con il più alto tasso di centri commerciali. Ebbene, Veneto City, anche se vogliono farcelo passare come Veneto City Green, dipinto di verde, sempre cemento, avrebbe per i centri commerciali una superficie pari a 70 Auchan. Questo è quello che si prospetta. Abbiamo bisogno noi di nuovi centri commerciali? Penso proprio di no. E qui forse sarebbe da rivolgersi al sindaco di Dolo, che pure ha ospitato questa manifestazione, il comune, ma non firmi quell'accordo è una trappola. Lei si fa illudere dagli introiti che pensa di portare a casa dall'ICI, ma quei soldi non le basteranno mai per riparare i danni di un mostro del genere, non basteranno mai. Le diamo noi un consiglio: punti sulla riqualificazione energetica degli edifici comunali, potrebbe risparmiare centinaia di migliaia di euro ogni anno e investirli in servizi senza avere i danni di Veneto City. Ci sono comuni che l'hanno fatto in Italia, lo stanno facendo. Provate a trovare nuove fonti, nuove entrate. Lo sappiamo che il problema è il bilancio, ma non è svendendo il territorio che risolviamo i problemi così li aggraviamo ancora di più. Ebbene, io credo che queste cose le abbiamo dette e ridette in 3 anni, abbiamo fatto un sacco di iniziative, abbiamo parlato con i partiti, con i politici, con gli amministratori. Credo che continuare su questa strada vuol dire essere o degli irresponsabili, oppure vuol dire che c'è qualcuno che ha degli interessi da tutelare, ma non sono interessi della collettività, sono interessi privati, gli interessi delle cricche che su questo ci guadagnano e ci straguadagnano, drenando soldi dalle nostre tasche, perché alla fine della fiera i soldi vengono sempre da chi paga le tasse, c'è poco da fare. E siamo stati bravissimi veramente oggi, è stata una giornata veramente straordinaria per me, eccezionale. Allora io credo che da domani comunque dobbiamo essere consapevoli, la sfida si farà ancora più difficile, perché più forti diventiamo e più queste lobby, queste cricche tenteranno di portare avanti e di stringere su questi grossi progetti che sono in campo. Però noi dobbiamo avere fiducia, perché lo abbiamo già fatto fino a qui, l'abbiamo inceppato questo ingranaggio, lo abbiamo già inceppato, lo stiamo facendo qui oggi e lo faremo anche domani. Però è una battaglia difficile, dobbiamo dircelo che è una battaglia difficile, non è che ce lo possiamo nascondere, ma non è una battaglia impossibile da vincere, la possiamo vincere questa battaglia. Dobbiamo solo mantenerci uniti, compatti, dobbiamo mantenere la determinazione con la quale siamo arrivati fino a qui, dobbiamo soprattutto fare in modo che tutte le persone, tutti voi, mettiate sempre a disposizione la vostra intelligenza, la vostra passione, il vostro cuore, perché
Questo territorio è la nostra casa, è il bene comune e noi dobbiamo difenderlo, non possiamo contare su nessun altro. Se noi sapremo fare questo, saremo anche lenti ma saremo inesorabili. Questa volta, questa battaglia la vinceremo noi. Io credo che popolo della Riviera e popolo del Milanese, del Gratticolato, indietro non possiamo più tornare, possiamo solo andare avanti, quindi avanti tutta, questa volta vinceremo noi. Beh, Matteo.